Di Lonigo. Buongiorno, sindaco di Lonigo. Buongiorno a tutti, mi sento di parlare a nome di tutti i sindaci del nostro territorio. Sono il sindaco di Lonigo, che è la città, la zona più rossa che ci sia in Italia e anche di più. E voglio che sia chiaro a tutti che gli amministratori, noi sindaci, siamo anche noi cittadini nel nostro territorio, i nostri figli vivono nel nostro territorio, non siamo assieme alla gente del nostro territorio, siamo la gente del nostro territorio e quindi siamo qui a prescindere da qualsiasi colore politico, tendenze, eccetera, ma siamo qui perché siamo le persone che vivono nel territorio più inquinato che ci sia sicuramente in Italia. Siamo qui per difendere, come hanno detto benissimo i nostri figli, i nostri ragazzi e poi tutte le persone, per difendere il diritto di stare bene, il diritto della salute, il diritto di avere dell'acqua pulita, di poter mangiare dei cibi sani. Siamo qui per difendere, l'hanno detto i nostri figli, proteggete il nostro futuro. Questa è la richiesta che ci stanno facendo i nostri figli. Questa richiesta non può essere minimamente ignorata da nessuno di noi. Siamo qui, come hai detto tu, anche per dare un supporto concreto. Ci sono poche cose più concrete dei sindaci in un territorio, anche perché i problemi vengono immediatamente dai sindaci, e i sindaci sono quelli che ci mettono sempre la loro faccia. Quando noi usciamo di casa troviamo tutta la nostra gente. Siamo qui per difendere anche tutti i nostri diritti. Attenzione, siamo gente pacifica, come ha detto la Michela, non facciamo battaglie, ma siamo estremamente determinati. Quanto determinati? Determinati quanto lo può essere una mamma che difende la salute dei propri figli. Attenzione, siamo determinati. Io ringrazio tutti voi che siete qui, vi ringrazio perché questo problema gigantesco non è più ignorato, non si parla più finalmente di allarmismo, abbiamo dati scientifici concreti. Cito un esempio: grazie all'ISDE qualche mese fa abbiamo fatto a Lonigo un'analisi, a Lonigo e su tutto il territorio, un'analisi della capacità riproduttiva maschile. Vedo qui i ragazzi giovani. I dati scientifici, non gli allarmismi, i dati scientifici hanno testimoniato che i FAS riducono la capacità riproduttiva dei nostri figli. Questo sono dati scientifici seri che noi non possiamo ignorare. Chiudo ringraziando tutti i miei colleghi che sono qui, colleghi amministratori, e soprattutto, lasciatemelo dire, ringraziando le mamme No FAS. Il gruppo delle mamme No FAS è partito da Lonigo, l'inizio proprio dalla Michela, che avete sentito con quanto cuore ha parlato, perché grazie alle mamme No FAS tutto questo è partito. Non ci sarebbe questa coscienza se all'inizio non ci fossero state le mamme No FAS e non ci fossero stati dei medici coraggiosi che hanno rischiato la propria carriera per portare avanti le idee in cui loro erano convinti. Bene, di queste idee noi tutti siamo convinti, e chiudo, perché la speranza, come ha detto anche il nostro presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, la speranza siamo noi che ci crediamo e che andremo fino in fondo. Grazie.